assieme, ancora ben ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. Torniamo a Pordenone, parliamo dell'ambulanza, lo ricorderete, ne abbiamo parlato ieri, una salita dai migranti, ora ci sono gli agenti che hanno chiesto addirittura le forze armate per pattugliare il territorio della destra Tagliamento. Mara Silvestre è andata a sentire appunto un esponente delle forze dell'ordine. Segretario, ancora episodi di violenza a Pordenone, addirittura nei confronti di un'ambulanza. Sì, un'ambulanza, quindi un'istituzione. Chi soccorre queste persone addirittura viene aggredito. E così quello che accade ultimamente a Pordenone. La polizia interviene e viene aggredita. E i vigili della polizia urbana intervengono e vengono aggrediti. Io credo che siamo un po' la frutta su questa città, una città che è sempre stata una città, non dico un'isola felice, ma una città che ha avuto sempre la sua tranquillità. È chiaro che è ovvio che in una società comunque che sta cambiando questi siano gli episodi e avverranno ancora questi episodi perché fanno parte di una cultura che è diversa dalla nostra. Per loro tirare un sasso a un'ambulanza non è nulla, per noi è un episodio che non si è mai verificato. Quindi questa è la grossa gravità, la diversità di cultura e la diversità di agire. Noi purtroppo, come in questo caso è capitato al personale del 118, fino ad ora siamo sempre stati quelli che poi devono correre in aiuto comunque a queste persone. In questo caso i carabinieri non potevano esimersi dal non intervenire, ma con che rischio? Anche perché io quello che mi preme come sindacalista è dire, se fosse successo qualcosa, quando questi colleghi vengono feriti, chi paga queste spese? E quindi dobbiamo tener conto di queste cose, cioè dobbiamo tener conto del rischio. È vero, noi siamo pagati per fare questo, ma non siamo pagati per morire così stupidamente, per intervenire a soccorrere altre persone. Cioè, se lo facciamo perché è la nostra professionalità, ma qualcuno a queste cose deve cominciare a pensarci. Io sicuramente in questi giorni incontrerò il prefetto di Pordenone, in cui chiederò anche l'ausilio delle forze armate, cioè chiederò che a Pordenone vengano istituite come una volta le ronde cittadine. Attenzione, le ronde fatte in una maniera sicuramente diversa da come era stata concepita prima, ovvero non i tre militari accompagnati da un poliziotto o da un carabiniere, ma singolarmente, perché secondo me più divise girano in città è meglio, forse almeno diamo l'apparenza di avere una città più controllata. Sabato dalle 16:30 nella ricorrenza